Buongiorno Chiesa, buongiorno a chi è in live, buongiorno a chi ci guarderà nel futuro. È un piacere essere qui, è una bellissima domenica, c'è un bel sole, però l'aria è fresca, sono le domeniche più belle, io penso, ed è meraviglioso essere qui, poter lodare il Signore insieme, poter essere insieme ai nostri fratelli, alle nostre sorelle ad ascoltare la parola del Signore. Vi invito ad aprire le Bibbie cartacee per chi ce l'ha, digitali per chi non ce le ha. Abbiamo il supporto della proiezione in Isaia 53. Penso che molti conosceranno quasi a memoria questi versetti. E oggi è utile che riflettiamo sull'opera che il nostro Signore ha fatto per noi, nella sua vita e sulla croce. Leggiamo da Isaia 53 il versetto numero 4, in cui Isaia profetizza in merito al nostro Salvatore, a Gesù Cristo, e scrive: «Tuttavia erano le nostre malattie che Egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti». Crediamo in quest'ultima frase che abbiamo letto? Mediante le sue lividure, le sue ferite siamo stati guariti. Questa è un'affermazione, questa è una dichiarazione da parte di Dio. E il messaggio di oggi è esattamente questo: quello che Cristo ha fatto, non quello che forse ha fatto, non lo so, quello che forse farà, ma quello che Lui ha fatto per la Chiesa, ha fatto per te. Quindi vi invito ad alzarvi, abbiamo qui il nostro gruppo di lode, e ripensiamo a quello che Gesù ha fatto sulla croce. Vi invito ad immaginare Cristo risorto dopo quello che ha fatto per me e per te, e la domanda che ti voglio fare è: merita la nostra lode? Merita il mio canto? Merita la mia adorazione? Merita un cuore pieno di gratitudine? Penso che la risposta sia sì. Quindi ora lascio la parola al gruppo di lode, in modo che possiamo dare la nostra gratitudine tutti insieme al nostro Signore. Amen.
Facciamo un applauso al Signore. Che noi possiamo questa mattina riempire la nostra bocca, riempire i nostri polmoni di adorazione verso il nostro Signore, colui che ci ha dato aria, colui che ci ha dato possibilità di muoverci, di spostarci dalla nostra casa, venire qua, lodarlo. Lo so che molte volte non è facile perché magari abbiamo ancora lo sporco negli occhi, non ci siamo ben lavati i denti, siamo aspetta che cosa stiamo facendo qui, ci siamo svegliati da mezz'ora, però questo è il momento di ringraziare il Signore per tutto quello che Lui ci ha fatto durante la settimana, per tutte le benedizioni, per tutti i pensieri di pace, che noi possiamo in questo momento ringraziarlo, lodare il nostro Signore. Cantiamo. Vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, a Lui il tuo cuore consegna. Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come sei davanti al Padre. Vieni, ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, a Lui il tuo cuore consegna. Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come sei davanti al Padre. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Amen. Padre, ti ringraziamo per questa mattina, ti ringraziamo perché tu ci hai dato forza di venire fino a qua, Padre. Che questa mattina noi possiamo pregare a te, Padre, ricongiungerci a te, Padre, pensare a tutto quello che tu ci hai fatto durante la settimana. Ti ringraziamo perché nonostante tutto noi sappiamo che c'è un Dio più grande di quello che attanaglia la nostra mente, Padre, più grande dei nostri problemi di ogni giorno, Padre. Noi ti ringraziamo perché abbiamo al nostro fianco qualcuno che si prende cura di noi. Lottiamo con la nostra fede e nulla ci resisterà mentre
Cantiamo. Canta Chiesa. Apri la tua bocca. ringraziamo, Padre, perché solo Tu sei santo, Padre. Ti ringraziamo perché Tu sei qui in mezzo a noi, Padre. L'unico che è santo, l'unico che è degno di lode, Padre. Ti ringraziamo questa mattina che noi possiamo continuare, Padre, a pregare, a continuare a avere la coscienza, Padre, la conoscenza della Tua presenza, Padre. Il fatto che Tu sei presente, sei un Dio vivo, Padre, che agisce
in maniera viva nelle nostre vite, nella nostra chiesa, nel nostro lavoro, Padre. Noi ti ringraziamo per cui questa mattina tu sei qui in mezzo a noi, Padre, nel nome santo di Gesù. Continua a ministrare nei nostri cuori, Padre, continua a parlarci, che lo Spirito Santo possa continuare a parlarci, consigliarci, Padre, che noi possiamo essere attenti, orecchie aperte, Padre, che noi possiamo ricevere la tua parola questa mattina, nel nome santo di Gesù, Padre. Amen. Potete sedervi. Amen, amen. Degno è l'agnello, amen Chiesa. Io penso che tante volte, penso che tutti noi leggiamo abitualmente la nostra Bibbia, giusto? Non chiederò di alzare le mani, ma vi chiedo di pensare se leggete la vostra Bibbia ogni giorno, un giorno sì, un giorno no, quando capita, e vi chiedo, vi è mai capitato di abbassare la Bibbia al telefono dove la leggete e di dire wow? Semplicemente wow, di trovare un punto della Bibbia, della rivelazione che lo Spirito Santo ci dà e di dire incredibile. Gesù ha fatto questo, Gesù ha fatto questo per me. E questo è un po' il senso della predica che faremo questa mattina ed è molto bello come abbiamo chiuso la nostra lode, degno è l'agnello. Amen. L'agnello è degno. Voglio iniziare un po' con una piccola provocazione questa predica, perché io l'ho pensato in uno dei momenti wow che ho avuto mentre preparavo questa predica, e la sfida è ammettere questa piccola frase: io non ho un'opinione abbastanza alta di Gesù. Penso che tutti noi possiamo dirlo. Se guardo a quello che ha fatto Gesù, io mi fermo e gli dico: Gesù, io non ti do abbastanza lode, non ti do abbastanza merito, non ti do abbastanza gratitudine per quello che hai fatto. La predica di oggi viene da un libro che stavo leggendo, un libro scritto da un pastore battista che ho citato così tante volte, prima o poi gli mando una cartolina, lui è statunitense, gli manderò, come fanno i fan, gli chiederò un autografo, perché è un pastore con cui Dio mi sta parlando molto, molto radicato nella storia della Chiesa, e il libro da cui stavo leggendo era esattamente questo, un recupero della antichi teologi dei primi secoli della Chiesa per noi evangelici di oggi. Non è una cosa riservata a cattolici, ortodossi o a una Chiesa vecchia, ma è saggezza che è utile e buona anche per noi. Lui la studia e, essendo un battista come noi, la applica a quello che noi segniamo e vediamo. E da questo pastore io vedo quanto prezioso è lo studio della teologia, quanto noi impariamo da persone più intelligenti di me, non oso dire di voi assolutamente, e che hanno parlato di Dio, che hanno discusso di Dio, che hanno studiato Dio e hanno capito grandi cose sul conto di Dio, e vedere le intuizioni di uomini di 1800 anni fa che leggevano la nostra stessa Bibbia, in altre lingue naturalmente, ma comunque facevano delle considerazioni molto molto importanti, e in particolare mi sono voluto soffermare, in virtù dei versetti da cui partiremo oggi, sull'espiazione, perché loro cercavano di rispondere a una domanda che non è semplice. La domanda è: che cosa ha fatto Gesù sulla croce? Ci sono alcune risposte che sono molto intuitive, ma altre che sono meno intuitive, ma di cui la Bibbia parla. Che cosa è venuto Cristo a fare sulla terra? Che cosa ha fatto sulla croce? E nei secoli sono state avanzate tante teorie, e nelle chiese evangeliche ce n'è una che è la regina, soprattutto in questi anni, ma quel libro stava esattamente argomentando che sì, quella teoria fa bene a essere regina, ma ce ne sono altre attorno. Dobbiamo avere una visione più completa di quello che Cristo ha fatto sulla croce. E il messaggio di oggi si può riassumere con: dobbiamo ammirare Cristo. Noi dobbiamo fermarci, leggere la Bibbia e pensare: wow. La prima cosa che dobbiamo dire è wow, grazie Gesù. Avere gratitudine a Cristo. E un'altra grande cosa importante che voglio che rimanga da questo messaggio:
Noi dobbiamo confidare in quello che Cristo ci ha dato. E quindi partiamo da questo punto di partenza. Io non ho un'opinione abbastanza alta di Cristo e della sua opera. Leggiamo da Colossesi capitolo 1, che è la lettera che stiamo leggendo. Chi ha la Bibbia cartacea, chi ha la Bibbia digitale, abbiamo comunque il supporto della nostra proiezione. Colossesi 1, versetti 13 e 14. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Preghiamo per iniziare. Signore, io ti ringrazio per quello che hai fatto. Ti ringrazio per quello che fai ogni giorno nella tua Chiesa. Signore, ti ringrazio perché le parole per lodare ce le hai date tu. Ti ringrazio, Signore, perché questa parola viene da te. Le tue benedizioni vengono da te. La nostra vita viene da te. E ti prego, Signore, di riempire questa Chiesa del tuo Santo Spirito. Ti prego che la tua parola scenda nei nostri cuori e che tu possa conservarla lì. Ti prego che noi possiamo ascoltarla, meditarla e metterla in pratica. Impedisci al nemico di dividere questa Chiesa. Impedisci al nemico di portare via la tua parola dai nostri cuori e guidaci a conoscere di più di te. Nel nome di Gesù, amen. Paolo sta scrivendo ai Colossesi perché Epafra è venuto da lui a chiedere aiuto. Lui non ha mai conosciuto la chiesa di Colosse, ma Epafra gli ha spiegato un po' la situazione, ci sono dei problemi non da poco. Quindi Paolo ha appena finito i saluti, in cui ha detto delle parole davvero generose, potete leggerlo prima nelle vostre Bibbie, verso i Colossesi, e adesso sta passando al nucleo del discorso. Lui doveva combattere un'eresia protognostica, si dice, che stava infestando la chiesa di Colosse. Lo gnosticismo è sostanzialmente una filosofia, un modo di vedere la realtà che degrada la realtà materiale e esalta la realtà spirituale. Era un tipo di eresia che diceva che Gesù non si è mai fatto carne, non è mai stato tangibile, ma appariva tangibile, appariva toccabile, appariva un essere umano, ma era solo spirito. Secondo l'eresia gnostica, uno deve separarsi dal mondo, da tutte le cose del mondo, deve ritirarsi, meditare. Il gnosticismo ha un'idea di una religione segreta, di misteri che solo pochi possono comprendere, che c'è una realtà al di sotto della realtà, che tutte le persone sono ingannate, ma solo chi conosce, chi è partecipe di questi misteri, può conoscere la vera verità. Questo messaggio è entrato subito nella Chiesa e sono volate molte lettere per cercare di combattere questa eresia che andava contro a tantissime cose. Già in questa breve introduzione potete vedere quante contraddizioni con la Bibbia ha questa filosofia. E quindi Paolo doveva affrontare, i primi di questa eresia, ribadendo la divinità di Cristo e l'azione di Cristo sulla croce. E noi vediamo questa dinamica perché è molto importante, perché quando il diavolo vuole attaccare la Chiesa dal punto di vista teologico, attacca la figura di Cristo. La più grande contraddizione che c'è tra il cristianesimo e altre religioni è esattamente Cristo. Quando tu parli che c'è un Dio, una buona fetta del mondo sarà d'accordo con te. Sì, un Dio c'è. Il Dio vuole che ci comportiamo bene. D'accordo. Vuole che siamo onesti. D'accordo. Però il mio Dio è contemporaneamente un uomo che è venuto, Dio si è fatto carne, è venuto sulla terra ed è morto. Aspetta, rallentiamo. Molte religioni all'idea che Dio muore sulla croce dicono no, questa cosa non ha senso per me. Per noi cristiani è il centro di quello in cui crediamo. Dio si è fatto uomo, morto e risorto. E questo è un punto fondamentale da capire. Noi dobbiamo avere un'idea chiara di chi Cristo è. E Paolo parte da qui. Gesù Cristo è Dio. Questa frase la ripeto costantemente e questo è il centro di quello che noi crediamo. Gesù Cristo è Dio. E in questi due versetti Paolo parla brevemente dell'azione che questo Dio ha fatto per noi. E questo è molto importante perché il verbo è al passato. Gesù Cristo ha fatto. La sua azione è perfetta, senza macchia, senza errori ed è completa.
l'azione è completa. Questo è subito il nocciolo della predica. I verbi di questo versetto di Paolo sono al passato, in una forma verbale che dice che è tutto già successo. Dio ti ha liberato dalle tenebre. Punto. Dio ti ha trasportato nel regno del Figlio. Punto. Paolo sta parlando ai Colossesi di un fatto storico, di un dato di fatto. Quello che Paolo sta raccontando è un evento, certo, un evento avvenuto, un evento più sicuro dell'alba di questa mattina. Queste sono cose che sono successe. E per ribadirlo andiamo a prendere quello che Gesù Cristo in persona disse in Giovanni 19, versetto 30. Queste sono le sue famose parole che disse sulla croce. Chi si ricorda le ultime parole di Gesù prima di morire sulla croce? Che cosa ha detto? È compiuto. Ha detto finirò il lavoro, questa è la parte 1, il resto viene dopo? No, Gesù ha detto è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Appena prima di morire, Gesù ribadì è compiuto. Una canzone della Lode dice la morte è vinta, il velo è spezzato, la tomba è vuota per sempre. E quello che ti chiedo è, ci credi in questo? Tu credi che la morte è vinta? Credi che la separazione è stata spezzata? Che la tomba di Cristo è vuota? Lo credi? Questo è un tema che tocca molto il mio cuore, perché quando si parla di teologia si possono andare in tante direzioni, si può scavare nei libri fino a che non mi ritrovo la barba lunga fino ai piedi, e io ne ho poca di barba, quindi potete immaginare, ma il tema che mi tocca molto il cuore è la sicurezza della salvezza. E quindi subito la domanda che fa scuotere i cuori, sei sicuro della tua salvezza? Perché noi troviamo costantemente predicatori, chiese, un sacco di persone, cristiane e non cristiane, che mettono in dubbio la nostra salvezza. E penso che noi, essendo evangelici, abbiamo tutti incontrato più volte nella vita il modo di dire la teologia salvato una volta, salvato per sempre. Giusto? Gli inglesi lo dicono in un modo molto orecchiabile, once saved, always saved. Giusto? Noi crediamo questo, sei stato salvato, sei salvato fino alla fine. Ma tante volte noi ci facciamo la domanda ansiosa perché noi siamo imperfetti, siamo ansiosi e penso che voi vi siete chiesti almeno una volta nella vostra vita ma sono veramente salvato o sono un falso credente? Sono l'unico che si è fatto questi dubbi? Sono l'unico che ogni tanto si è fatto questa domanda? Perché tante volte a noi capita nella nostra vita di chiesa di vedere una persona accanto a noi, un fratello che loda, che magari predica, serve nei ministeri, è buono. Noi guardiamo questa persona e diciamo, questo fratello è salvato, è un cristiano, è rigenerato, è come me, è di Dio. E dopo 5 anni, 10 anni, 20 anni, vediamo questo fratello andare via dalla chiesa, andare in perdizione, peccare. E quindi la frase che viene spesso detta è, non era veramente salvato. Giusto? Avete sentito questo discorso varie volte, avete pensato questa cosa vedendo una persona che si allontana, ma non so voi, ma dopo aver sentito una frase come quel fratello non era veramente salvato, qual è la prima domanda che ti viene in mente? Ma se lui non era veramente salvato, io lo sono? Che cosa mi dice che io sono davvero salvato? E da queste domande nasce il legalismo. Noi tante volte predichiamo qui contro i farisei, contro quelle religioni di opere che cercano di mettere nelle mani dell'uomo il merito della salvezza. Giusto, noi sappiamo che è sbagliato, che non è biblica questa teologia, però questa teologia ha un senso molto molto umano, giusto? Perché noi vediamo un desiderio in questo ritualismo, in questa religione di opere, di calmare l'ansia della salvezza. Se io con le mie opere mi posso salvare, io posso capire se sto andando bene o se sto andando male, giusto? Io so che mi comporto bene, quindi merito la mia salvezza. Se mi sto comportando male, posso impegnarmi di più e salvarmi.
Questo mi calma, giusto? Mi ridà il controllo della situazione. Questa è l'idea. Questa è l'idea dietro la salvezza per opere. Calmare quest'ansia prendendo la questione nelle nostre mani. Questa è un'ansia che penso sia capitata a tutti noi. Una cosa che viene chiesta spesso a Gesù nei Vangeli e che ogni tanto ci chiediamo anche noi è: che cosa devo fare per essere salvato? E noi nel contesto evangelico rispondiamo con la strafamosissima la preghiera della salvezza. Vai nella tua camera, mettiti in ginocchio e credi a Gesù che sia il Signore e il Salvatore della tua vita. Giusto? Abbiamo tutti fatto questa preghiera, no? E ti dicono di pregare, lui diventa il tuo Signore e il tuo Salvatore, uno schiocco di dita, senza opere, senza inganno, tu sei salvo. Giusto? Non servono opere, non serve meritare niente, basta questa preghiera. E noi di solito penso che tutti vi ricorderete il momento in cui siete diventati credenti. E la vita era rosea, era meravigliosa, sembrava quelle pubblicità in cui tutto va bene, in cui tutto è meraviglioso, tutto è bellissimo, leggo la parola, prego, sono con i miei fratelli, mi sento proprio carico, a 1000, non sbaglio nulla, ma poi c'è una sbavatura, c'è un peccato, c'è un qualcosa che non funziona, ci sviamo, iniziamo a sbagliare e magari ripetiamo ancora quella preghiera. Magari ci siamo battezzati e siamo stati, siamo cristiani, abbiamo detto a tutti i nostri parenti, a tutti i nostri amici, l'abbiamo messo nei social, io sono un cristiano, io sono un credente, 2 settimane dopo cado di nuovo in un peccato. E tante volte capita che io dico: ma devo fare di nuovo quella preghiera? Devo battezzarmi di nuovo? Forse io non intendevo veramente quelle parole. Forse quando ho pregato non ho pregato bene, non ho usato le parole giuste, non avevo il cuore giusto. Tante volte noi abbiamo queste ansie, abbiamo visto persone attorno a noi avere queste ansie. E la mia domanda per te è: una persona che si fa queste domande, se tu ti fai queste domande, dov'è la tua fiducia? In che cosa stai confidando? A chi stai tendendo la tua mano per essere salvato? Stai chiedendo a Cristo di salvarti o stai chiedendo al vecchio te che ha fatto quella preghiera: ti prego, fa che tu abbia avuto il cuore giusto, perché se tu avevi il cuore giusto mentre pregavi, allora io sono salvo e posso stare tranquillo. Confidiamo che sia stato Gesù a salvarci o confidiamo che quando stavamo entrando in quel fiume, in quella vasca per essere battezzati, avevamo il cuore giusto, avevamo un cuore sincero e siamo stati immersi con questo vero, giusto desiderio di essere salvati? Facciamo molta attenzione, fratelli. Non lasciamoci sviare dal diavolo, perché qua di nuovo torniamo alle opere. Ogni volta che tu prendi un metro, un termometro, un misuratore e lo metti accanto alla tua fede, stai tornando a una religione per opere. Se leggo la Bibbia ogni giorno, devo leggere di più la Bibbia, devo pregare di più, devo andare in chiesa, servire in più ministeri. Queste sono tutte cose buone e sante. Ma se tu pensi che fare queste cose buone e sante calmerà la paura nel tuo cuore e ti farà meritare il paradiso, stai sbagliando. Non funziona così. Il diavolo ti sta ingannando, perché la sua strategia principale con te è convincerti che tu non sei salvo. Ti convince che tu devi fare di più e per convincerti che tu devi fare di più, quello che sta dicendo sotto è: Gesù non ha fatto abbastanza. Il diavolo attacca Cristo prima di attaccare te. Attacca l'immagine che tu hai di Cristo. La croce non è sufficiente. Tu devi fare qualcosa, quel qualcosa che fai non è abbastanza e quindi tu non sei salvato. Quindi devi avere paura. Non sei degno. Dio non ti ascolta. Dio non ti vuole. Ti è mai capitato di sentire questi pensieri? Di essere attaccato in questo modo? Di avere questa barriera tra te e Cristo? Ma Dio è di un parere diverso. Il parere di Dio è l'unico che conta. Torniamo al primo versetto di Colossesi 1,13. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Lo ha fatto, è al passato, è successo. Questa è la verità
biblica, questa è un'azione che Cristo ha già eseguito. Il tuo dovere è credere in Lui. E la Bibbia ci dice qualcosa di sconvolgente sulla fede, che persino la fede viene da Dio. Tutto viene da Dio. E tu gliela devi chiedere. Uno può dire, ma io non ho abbastanza fede. Chiedila a Dio. Ma in questo momento io non credo. Chiedi a Dio di darti la fede per credere. Cristo vuole che tu dipenda da Lui, non c'è bisogno di altro. E ora invito chi ha la Bibbia cartacea o anche il telefono di andare nel Vangelo di Giovanni, perché adesso leggeremo una raffica di versetti da quel meraviglioso Vangelo, perché Giovanni, rispetto anche agli altri evangelisti lo fanno, ma Giovanni batte moltissimo sull'azione di Cristo, su chi Cristo è e che cosa Cristo ha fatto. E io voglio che voi leggiate queste parole e mettiate l'ansia che avete nel vostro cuore nelle mani di Gesù, perché ci pensa Lui. Non meriti la tua salvezza e questa è una buona cosa, perché l'ha meritata, l'ha conquistata qualcuno che non sbaglia. Partiamo dal più famoso, Giovanni 3,16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tu credi, quindi hai vita eterna. Se tu credi, hai vita eterna. Perché il Padre ha dato, non darà, non potrebbe dare. Ha dato il suo unigenito figlio. Giovanni 5,24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Credi che sei stato passato dalla morte alla vita? Già ora, qui, oggi? Questo è quello che Cristo promette. Giovanni 10, 27 e 30. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Non è la pecora che si difende da sola, è il pastore che la difende. Non sei tu che con la tua bravura e la tua santità rimarrai appeso a Cristo. È Cristo che ti tiene nella sua mano e nessuno ti rapirà. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Giovanni 11, 25 e 27. Il contesto è la morte di Lazzaro. Gesù sta parlando a una delle sorelle di Lazzaro. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Ora la domanda Gesù l'ha fatta alla sorella di Lazzaro. Io la faccio a te. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Siamo in grado di ripetere le parole di questa sorella? Siamo capaci di dire queste cose? Abbiamo fiducia in queste parole? La tua salvezza è in Cristo. La tua salvezza è in Cristo. Sei stato unito a Lui e Lui non ti caccerà. Sei parte del suo regno, l'ha detto Paolo. Sei parte della Chiesa. Sei parte del corpo di Cristo. E ora la grande domanda: hai paura di non essere in Cristo? Hai questa paura? Hai questa ansia nel tuo cuore? Ogni tanto capita a tutti, io penso. Prega, parla a Dio, chiedigli la fede, chiedigli di salvarti, chiedigli di unirti a Lui per sempre. Ma adesso io ti voglio dire, non confidare in questa preghiera, non confidare in questa preghiera, confida nel Dio a cui stai facendo questa preghiera. Chi ha bambini qua dentro? Chiedo ai genitori di alzare la mano, per favore. Chi ha avuto? I vostri bambini sapevano parlare da subito? Immediatamente? I vostri bambini di 1 anno, 2 anni sapevano dire: papà, dammi dell'acqua per favore? Lo dicevano con queste parole esatte? E se non chiede per favore, io l'acqua non gliela do. Papà, dammi acqua. No, dell'acqua, manca l'articolo. E il bambino ritorna: papà, dammi dell'acqua. Non hai chiesto per favore.
Il bambino, dammi dell'acqua, per favore. Non mi è piaciuto il tuo tono, non ti darò dell'acqua. È così che lavorano i genitori? È così che fa un genitore? Se il bambino viene da te e dice papà H perché non sa ancora pronunciare bene acqua, gliela dai o no? Se il bambino viene da te con le mani e dice anche solo un verso, tu gli dai comunque l'acqua, giusto? Non deve dire la formula giusta, perché il bambino tende le mani a te perché sa che tu hai l'acqua per lui e tu gliela dai. A volte basta solo il gesto, è un po' maleducato, ma sono bambini piccoli, lo capiamo che sono un pochino così, giusto? E noi siamo così con Dio. Secondo voi Gesù Cristo è davvero uno che è andato sulla croce per te, davvero dice non hai detto le parole giuste, non mi è piaciuto il tono con cui mi hai chiesto la salvezza, non te la darò. Ma dovevi usare quella formula giusta, esatta, perché se no la mia salvezza è per chi usa la formula esatta, tu non l'hai rispettata, no. Sembra un po' quegli uffici burocratici che devi fare la domanda perfetta, tutto, sbagli una virgola e ti rigettano la domanda. Cristo non è così. Perché se noi crediamo nella formula che abbiamo detto, nel gesto che abbiamo fatto, mettiamo fiducia nell'opera, diventa magia. Se faccio il rituale giusto, io evoco il mio Dio. È cristianità questa? Non è cristianità. Dobbiamo confidare in Cristo, non confidare nella tua preghiera che hai fatto, non confidare nelle tue parole, non confidare in te, confida in Lui. Vai da Lui con il tuo bisogno, con la tua fede, anche se è poca, e se non ce l'hai chiedila e Lui te la darà. Ci pensa Lui. Confida in Cristo, confida nella fede che Lui ti dà, confida nella costanza che Lui ti dà. Signore, non ho costanza, non riesco ad andare in chiesa ogni domenica, non riesco a leggere la parola di ogni giorno, non riesco ad obbedirti in tutte le cose. Chiedi la costanza a Lui. Dio vuole che tu dipenda da Lui e tu, essendo un essere umano come me, odi che Lui ti chieda questo. Tu detesti dover dipendere da Dio, perché non è bello dipendere. Non è bello guidare la propria macchina sapendo che si può rompere ogni secondo e che speri che Dio non la faccia rompere, speri che funzioni tutto. È brutto non avere il controllo sulle situazioni, ma Dio ci dice ce l'ho io il controllo. Io ti do la grazia, io ti do la salvezza. Confida in Dio. Ma se sono tornato con il cuore sbagliato, sei tornato. Dio ti accoglie così come sei. Amen. Lo dice la Bibbia, no? E se pensi di avere il cuore sbagliato, Signore, dammi il cuore giusto. E Lui te lo darà. Di nuovo, il bambino non deve chiedere per favore, Padre, dammi dell'acqua. Chiede acqua e riceve acqua. E noi siamo come bambini. Cammina insieme a Cristo. Cammina ogni giorno. La paura verrà. Il diavolo verrà e ti dirà, guarda che non sei salvato. E tu scaverai nella tua memoria e dirai, no aspetta, ma io ho fatto la preghiera per la salvezza. Ma ho detto Signore, ho solo detto Salvatore. Oddio, cos'è che ho detto? Quando è che l'ho fatta? Oh mio Dio. E ti viene l'ansia, l'angoscia, stai cercando di scavare per radicarti a quello che tu hai fatto? No. Ripensa a quello che Dio ha fatto in te. Ripensa al tuo battesimo, a quello che tu hai fatto per Dio. Ripensa alla chiesa di cui fai parte, alla parola che senti e che leggi. Pensa alle promesse che ci sono alla parola. Non è questo che ti salva, non è la chiesa che ti salva, non è il predicatore che ti salva. Ma io ho ascoltato Emanuele una volta, quindi vado in paradiso. Chi di voi lo direbbe? Nessuno. Ma credi in Cristo. È Lui. Lui ti porta in paradiso. Lui ti dà la salvezza. Confida in Lui. Forse la tua preghiera di conversione non era fatta bene, non erano le parole giuste, forse le tue intenzioni non erano giuste, ma io ti assicuro che quello che Cristo ha fatto sulla croce era fatto bene, è fatto perfettamente e nelle sue intenzioni ci sei anche tu. Amen. Quando il diavolo ti attacca, rispondi indicando la croce. Gesù mi ha salvato e tu, verso di me, non hai più niente. Colossesi 1,14. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Da queste parole mi è venuto di leggere questo libro, che avevo già da un po' di tempo, in cui si parlava dell'espiazione, varie teorie dell'espiazione, perché la gente parla tanto, la gente discute tanto e secondo me se facciamo un tavolo rotondo di teologia con tutte le persone qua presenti vengono fuori tante idee diverse e tanti dibattiti.
Ma partiamo da quello che è il testo biblico. Cristo ci ha redento, amen? Cristo ci ha perdonato, amen? In Lui c'è la redenzione, in Lui c'è il perdono. Sono in Cristo? Sì, sono perdonato. Dobbiamo tornare da Lui ogni volta che pecchiamo naturalmente, ma la sua salvezza, la nostra salvezza è nelle sue mani, non nelle mie, nelle sue. Quindi il primo versetto ci ha portato la rassicurazione dell'opera che Cristo ha già fatto e ora viene approfondita questa rassicurazione. E nella croce quindi sono avvenute tante cose diverse, ci sono tante teorie diverse, alcune più sensate, alcune un po' più strane. Io ve ne riporto 7 più una di quello che le persone hanno detto a riguardo della croce. La prima teoria dell'espiazione è l'influenza morale. Questa è una delle più vecchie e che dice che l'azione di Cristo nella sua vita e nella sua morte è stata fatta come esempio per noi per essere buoni, per guardare quello che Cristo ha fatto e dire devo comportarmi come Lui, devo essere generoso, devo essere buono, devo sacrificarmi per gli altri, devo essere sincero. La seconda teoria andava molto forte nei primi secoli, so che vi farà storcere il naso, non è quello che insegniamo qui. Gesù Cristo è morto per riscattare l'umanità, teoria del riscatto. L'umanità era stata venduta da Adamo ed Eva al diavolo, la mettevano in questi termini, e pagando il diavolo Gesù ha riconquistato l'umanità. È un modo un po' strano, un modo molto antico di mettere la salvezza. Questa è una delle teorie più forti, la terza, una tra le più usate dai teologi, ed è Christus Victor, ho tenuto il latino perché suona molto bene il latino, Cristo vincitore. Cristo muore per sconfiggere e sottomettere la morte, il diavolo e il mondo. Abbiamo anche una canzone che si chiama Il Vincitore. Questa è una delle teorie che insegniamo anche qua. Gesù Cristo è un vincitore, ha trionfato sulla morte, ha trionfato sul diavolo. Credi in un Dio vincitore o in un Dio perdente tu? C'è poca convinzione, dirò a Pastor Caio che bisogna ripassare. Quarta teoria, la teoria della soddisfazione. Dio aveva ricevuto un danno con il peccato che Adamo ed Eva hanno fatto, questo danno andava rimborsato, andava soddisfatto e questa soddisfazione avviene per mezzo di Cristo. Adesso arriviamo alla numero 5, che è quella che va fortissimo tra noi protestanti, così forte che a volte pensiamo che sia l'unica cosa che è successa sulla croce. Ed ha un nome bellissimo, la teoria della sostituzione penale, quindi un nome anche bello importante teologicamente, ed è la teoria che hanno proposto i riformatori, in cui hanno semplicemente ripulito altre teorie e l'hanno messa in modo più legale. Hanno guardato ai termini legali di cui Paolo parla e si dà centralità a questi aspetti. Cristo prende il posto dell'umanità, ci sostituisce per soffrire lui la pena del nostro peccato. Penso che tutti siamo familiari con questa teoria. Questa è la regina, la principale, quella di cui si parla più spesso. Dopodiché, teoria governamentale. Simile alla sostituzione penale, Gesù muore, ma lui non muore per i nostri peccati, lui muore per alcuni peccati e per mostrare quanto Dio è arrabbiato. E la salvezza è di chi per fede partecipa nella Chiesa, una versione un po' più strana della sostituzione penale. Infine la teoria del capo espiatorio, questa tra le più recenti, è una teoria non violenta in cui Gesù non è il sacrificio fatto dal Padre, ma è una vittima di una folla violenta, ma in qualche modo comunque questa morte apre la porta alla salvezza. Varie teorie, perché quello che è successo sulla croce è piuttosto complesso, è piuttosto stratificato, ed è molto interessante che questo libro del Pastor Ortlund, quello che citavo all'inizio, voleva cercare di fare armonia tra queste visioni, perché mi è piaciuto come l'ha messa nel libro, perché tante volte noi evangelici prendiamo Cristo che si incarna e diciamo sì, bello Cristo, e lo spingiamo verso la croce. Sì, bello, sei venuto, ti sei fatto uomo, ma via, veloce, vai sulla croce che devi fare il tuo lavoro, devi sostituirmi. Non diamo rilevanza alla vita che Cristo ha avuto, diamo più rilevanza alla sua morte. Ed è interessante, il Pastor Ortlund stava recuperando una teoria di Irineo. Irineo è un teologo molto importante del primo secolo, ha avuto qualche teoria strampalata, secondo lui Cristo è diventato vecchio, ha avuto tutta una serie di teorie strane Irineo, ma su tante cose lui aveva capito a fondo, era discepolo degli apostoli di Gesù, quindi tante cose le conosceva bene. E lui stava combattendo le eresie,
perché i primi secoli erano principalmente combattere eresie, c'era tante false idee che giravano, e lui ha proposto una visione molto interessante, la teoria della ricapitolazione, una sorta di riconquista. L'umanità è decaduta, giusto? Adamo ed Eva, il peccato originale, è entrato e quindi tutta quanta l'umanità si è corrotta. E secondo Irineo, Gesù si è incarnato per riscattare, ricapitolare, riconquistare tutte le fasi della vita umana, dal feto al bambino, al giovanotto, fino all'adulto. Lui ha riconquistato tutto, lui la mette in questo modo. L'umanità, perché venisse salvata, servisse che venisse unita a ciò che è incorruttibile e immortale. E l'unico modo, visto che noi non possiamo diventare incorruttibili e immortali, l'incorruttibile e immortale doveva diventare umano. Irineo lo mette in termine estremo, lo riporto perché probabilmente non sarete d'accordo, ma è interessante la sua visione. Cristo è diventato ciò che siamo per portarci ad essere ciò che Lui è. Dio è diventato uomo perché l'uomo diventasse Dio. È un modo molto forte di dirlo, un modo con cui possiamo essere in disaccordo, ma questa è l'idea. Cristo che fa una ricapitolazione, un riassunto della vita dell'uomo e la sistema tutta, la salva tutta. Il pastore Ortlund nel suo libro mette in relazione questa visione di Irineo con una teoria di un teologo di nome Anselmo, di soddisfazione, che vedevamo prima, e la teologia di Atanasio. Il senso di Ortlund è arrivare a una visione più completa, uscire dal solo aspetto legale, non guardare solo alla croce, che è il punto più importante naturalmente, la morte e la risurrezione, ma guardare anche tutto il resto. L'opera della salvezza non inizia sulla croce, inizia nella culla, inizia nella mangiatoia. In qualche modo l'incarnazione di Cristo è già parte della nostra salvezza. Gesù Cristo ha passato tutte le fasi della vita umana per santificarla, per riscattarla. Noi non dobbiamo pensare solo alla morte di Cristo, all'andare in paradiso. Cristo ha redento l'intera vita umana e noi possiamo camminare in novità di vita, dice la Bibbia. Lui ci ha guarito dalla malattia del peccato, ha santificato la vita umana camminando attraverso di essa. Poi Cristo prende il nostro posto, si mette nei nostri panni, nella vita come nella morte, e poi va sulla croce, dove si sostituisce penalmente a noi. Le mie colpe vanno su di Lui. Il messaggio di morte per me, la mia condanna a morte che il Padre ha giustamente e correttamente emesso contro Emanuele, perché Emanuele è un peccatore, ha un cuore di peccato, quel documento di morte viene assegnato a Cristo e la santità di Cristo viene assegnata a me. Questa è la salvezza. Usando le parole di Tim Keller, Cristo ha vissuto la vita che avremmo dovuto vivere, Cristo è morto della morte di cui saremmo dovuti morire. Uomo come noi, nato da donna, bambino prima, adulto poi. Cristo poteva tranquillamente comparire su questa terra per magia, direttamente adulto, fare 3 anni di predicazione e poi andare sulla croce. Ma lui ha scelto di nascere da una donna, di essere un bambino, poi un adolescente, poi un adulto e poi andare sulla croce. Però allo stesso modo lui ha mostrato la sua gloria nei Vangeli. Un momento di cui parliamo poco è la trasfigurazione. Conoscete questo momento? Lui va con Pietro, Giacomo e Giovanni su un monte e si mostra nella sua gloria, insieme a Mosè, insieme a Elia. Questo è molto interessante perché noi ci dobbiamo ricordare che Cristo è uomo come noi, è stato un bambino. Non so se avete mai immaginato un Gesù che gattona, Gesù ha gattonato, un Gesù adolescente, Gesù è stato adolescente, quindi se avete bambini delle varie età di cui l'avete, immaginate Gesù di quell'età là, ma allo stesso tempo Gesù è Dio, Gesù ha gloria, ha onnipotenza, è Dio, questo lo vediamo. E la domanda è: perché questi discorsi teologici? Perché questi ragionamenti dei primi secoli, questi pensieri antichi? Perché torniamo al punto di partenza con cui ho voluto cominciare. Noi sottovalutiamo quello che Cristo ha fatto. Noi sottovalutiamo la croce. Noi sottovalutiamo quanto magnifica sia l'opera di Cristo.
quanto magnifica è la redenzione che lui ha dato all'umanità e al mondo intero. Gesù Cristo ha sottomesso il male, ha distrutto la morte, ha conquistato il mondo che gli sarà consegnato poi alla fine dei tempi. Gesù Cristo ha pagato tutto. Ci credi a questa frase? Gesù Cristo ha pagato tutto. Non c'è un peccato nella tua vita per cui Cristo non abbia pagato. Cristo ha pagato i tuoi peccati. Ha redento la carne umana, dai bambini agli adulti. Ha redento tutto. Noi possiamo camminare in santità perché Lui ha camminato in santità. Noi dobbiamo essere uniti in Lui. Questa unione misteriosa come Chiesa. È questo il senso della vita cristiana. Non devo camminare bene obbedendo alla parola di Dio perché se no Dio mi taglia via dalla salvezza. Perché se mi comporto male vengo gettato all'inferno. Non è questo il nostro Dio. Noi camminiamo in santità perché vogliamo seguire Gesù, perché siamo uniti a Lui e andiamo dove Lui va. Vuoi andare dove Gesù va? Vuoi camminare dove Gesù cammina? Vuoi guarire le persone che Gesù vuole guarire? Questa è la vita di Chiesa. E questi non sono vuote filosofie perché uno vuol dire, vabbè, questi qua se lo sono inventato, hanno avuto le loro allucinazioni. C'è una verità biblica. Seconda Pietro, capitolo 1, versetti 3 e 4. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di este voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Partecipi della natura divina, non è chiaro che cosa intende qua lo Spirito Santo attraverso Pietro, ma noi siamo uniti a Cristo, in qualche modo saremo partecipi della sua divinità. Siamo già partecipi della sua divinità come Chiesa. Prima Giovanni 3,2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Chi è emozionato di vedere Cristo com'è? Chi è emozionato di essere come Cristo è? Questa è la promessa, e non è per merito tuo, ma è per quello che Cristo ha fatto. Per concludere, sei libero. Sei libero dal potere delle tenebre. Satana non ti può fare niente, né a te né alla tua famiglia. Cristo ha spezzato con il suo prezioso sangue ogni catena che ti legava al nemico. Ogni cosa è stata fatta. Sei già stato trasportato nel regno del Figlio. Sei un suddito del Re. Sei in Cristo. Lui ti protegge, Lui ti guida. Sei già redento. Cristo ha riscattato la tua intera esistenza, unendo la tua umanità, glorificando la tua umanità, unendola alla sua divinità. Sei già stato perdonato. Tutti i tuoi peccati sono stati attribuiti a Cristo, sono stati pagati sulla croce. Il tuo Dio è un vincitore, è il vincitore, è il re che ha sottomesso ogni suo nemico, è lo sposo che santifica e protegge la sua sposa, la Chiesa. È il pastore che protegge il suo gregge dai lupi, è l'agnello che ti riscatta, è il leone che lotta per te. Non avere paura per la tua salvezza, non avere paura per quanto dura e difficile è questa vita. Cristo è con te, la tua anima è con Lui. Quello che Cristo ti chiede è la fede e la fede viene da Lui. Non c'è nulla che tu puoi fare per meritare la salvezza. L'unica cosa che puoi fare è come quel bambino di 2 anni e mezzo che chiede acqua alla mamma. Alzare le mani, chiedere l'acqua, non importa con quante poche parole, ma avendo fiducia che quell'acqua arriverà. E se tu non hai fiducia in quell'acqua che arriverà, chiedi a Dio di darti quella fiducia e Lui è disposto a darti anche la fede, è disposto a darti tutto. Chiedi a Dio quello che ti manca e Lui te lo darà.
Se hai paura, se hai ansia, questo è il momento di chiedere a Cristo la fede. Questo è il momento, se non sei credente, di dare la tua vita a Cristo. E se sei credente, è tempo di dare le tue ansie a Cristo. È tempo di condividere con Lui questi pesi. È tempo di lasciare andare il tuo desiderio di meritare qualcosa e appenderti a Lui, perché Lui ti terrà stretto a sé. Confessa Cristo con le tue parole, con le tue azioni, ogni singolo giorno. Vivi la vita di chiesa, vivi la parola ogni giorno. Cerca Dio in ogni momento, cammina come Cristo, amando il tuo prossimo e comportandoti come Cristo si comporterebbe. Cammina ogni giorno con Cristo. Sei già unito a Lui e tu puoi curare questa unione perché diventi sempre più radicale, sempre più profonda. E la promessa è che questa è un'unione che niente e nessuno può spezzare. Amen. Preghiamo insieme per chiudere la predica. Se tu desideri pregare per dare la tua vita, chiamiamo qui il gruppo di lode. Se tu desideri dare la tua vita a Cristo, questo è il momento. Se tu pensi di non saperlo fare, chiedi a Gesù: Signore, io voglio darti la mia vita e non ho idea di come fare. Cristo è molto più flessibile di quello che credi dal punto di vista linguistico. Se tu temi di non essere veramente salvato, se tu pensi di non esserti battezzato bene, se tu pensi di non aver pregato la preghiera giusta, consegna quelle ansie a Cristo e Lui se ne occuperà. Preghiamo insieme, prega nel tuo cuore al tuo Salvatore e con le tue parole chiedigli salvezza, chiedigli pace, chiedigli il suo amore che è già pronto per te. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, tu sei il mio Salvatore e sei il mio Signore. Io non ho parole per rivolgermi a te. Non c'è nulla che io possa dire che sia giusto, Signore, che possa meritarti. Non posso dire le parole giuste, non posso fare le cose giuste. Tutto ciò che posso fare è alzare le mie mani a te e fidarmi. Ma io so che nemmeno questa fiducia viene da me. Io so che questa fiducia viene da te. E ti ringrazio perché tu mi hai dato la fede, perché tu mi hai dato la salvezza, mi hai dato la vita, mi hai dato tutto, Signore. Io ti voglio pregare, Padre, per la mia vita e quella dei miei fratelli. Se c'è qualcuno qui che non ha fiducia in te, dagli fede, Signore. Dagliela per mezzo della tua parola. Ti prego, Signore, che il tuo Santo Spirito possa scendere in noi. Ti prego, Signore, che queste ansie che abbiamo nel cuore le possiamo offrire a te. Cristo, prendi queste ansie nelle tue mani e sostituiscile con la pace della tua parola. Tu hai pagato tutto. Hai reso santa l'umanità. Hai redento questo mondo. Sei il Re. E noi siamo i tuoi sudditi, Signore. Insegnaci a camminare con te. Donaci la fede di sapere che è l'unione con te che ci salva. Sei tu che ci salvi. Non abbiamo alcun merito, sei tu che fai tutto. Rendi questa Chiesa fedele, Signore. Riempila della tua fede. Riempila della consapevolezza che tu sei Dio. E ti prego, Signore, che se c'è qualche fratello che dubita della sua salvezza, di quello che tu hai fatto nella sua vita, che dubita delle promesse, della parola, che dubita del suo battesimo, Signore, porta pace al cuore di questo fratello e di questa sorella. Ti prego che la tua parola non lasci mai i nostri cuori, ma ti prego, Signore, che noi possiamo confidare in te. Noi sappiamo che tu non ci lascerai mai. Impedisci, Signore, al diavolo di convincerci del contrario, Signore. Questa Chiesa appartiene a te. Le nostre vite appartengono a te. E ti prego, Signore, di accogliere chiunque qui oggi vuole tornare a te, come il figliol prodigo. E tu apri le tue braccia, Signore, e accogli questo fratello e questa sorella, perché tu non aspetti altro. Non vuoi, Signore, che noi diciamo le parole giuste o facciamo le cose giuste. Quello che vuoi è un cuore bisognoso. Come bambini veniamo a te, Signore. Non abbiamo le parole, non possiamo fare niente, ma tu ci accogli nella tua bontà e nella tua grazia. Aiutaci a camminare con te.
rendici uniti a te per sempre, Signore. Nel potente nome di Gesù. Amen. Ora vi invito ad abbracciare il fratello accanto a voi, soprattutto se lo vedete in uno stato emotivo alterato, e digli queste parole: Gesù Cristo ha pagato, Gesù Cristo ha santificato, Gesù Cristo ha fatto. Se vedete qualcuno che ha paura, consolatelo. Gesù Cristo ha fatto tutto. Ora è il momento delle decime e delle offerte. Se qualcuno vuole donare qualcosa per l'opera del Signore, questa è l'occasione utile. Ci sarà il momento di lode e offriamo i nostri cuori al Signore. Offriamo quello che abbiamo, quel poco che siamo, perché il Signore merita tutto di noi. Magari non offriremo del denaro, ma possiamo offrire queste ansie, questi dubbi. Possiamo offrire la nostra vita, il nostro tempo. E offriamo soprattutto la nostra lode al Signore. Amen. decime queste offerte, Padre, ti ringraziamo perché tu sei qui con noi, Padre, ti ringraziamo perché noi sappiamo che tu sei morto per noi e questo va oltre quello che possiamo fare di buono, Padre. Noi ti ringraziamo per questo amore immenso, nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi.
Ok, amen. Avvisi. Allora, parto subito con un fuori menù e il primo avviso che vorrei fare, sappiamo che ci sono tante persone di ogni età in questa chiesa, l'invito è sempre lo stesso, serve servire in chiesa. Abbiamo tantissimi ministeri, abbiamo tante necessità, tante persone qui davanti, avete visto il ministero di lode, dietro c'è proiezioni, mixer, scuola domenicale, l'accoglienza, c'è la GovMove, l'incontro dei giovani, predicazioni, ci sono tantissimi ministeri della Chiesa, quindi io vi invito, se non avete dei ministeri, se avete del tempo da consegnare al Signore, consegnatelo, non è per la Chiesa, non è per fare un favore a me, non è per fare un favore al Pastor Caio, è per servire il Signore. Quindi mi raccomando, se non importa l'età, ma sono vecchio, ma sono impegnato, siamo tutti vecchi impegnati, io sono vecchio dentro, quindi serve servire, c'è tanto bisogno, penso che se chiedo alla lode di che ruoli avete bisogno, così al volo. Tastiera, pianista, quindi se sapete suonare il pianoforte, ma anche se sapete suonare la chitarra, se avete un ukulele, lo accettate, un clarinetto, lo prendete un clarinetto, un sassofono, lo prendete? Perfetto, un altro strumento, perfetto, anche il campanello. Mi dicono campanello, si può fare qualcosa? Batterista, pianista, signori ce n'è bisogno, se è bisogno con i bambini. A chi piacciono i bambini? Chi tiene le mani basse sarà coscritto per la lode? Tutta la chiesa è tua, prega. Bene, servono persone, ma io non so fare, nemmeno io sapevo fare. Impariamo, abbiamo persone meravigliose che ci insegnano. Quindi se siete in questo momento con le mani in mano, questo è il Signore che vi invita per tramite di me, rendetevi disponibile. Se ognuno di noi fa una piccola cosa, facciamo grandissime cose insieme. Vogliamo vedere questa chiesa che serve le persone qui dentro, che serve le persone di fuori. Non siamo qua per ricevere, per consumare, siamo qua anche per dare. Siamo qua per ricevere dal Signore e per dare agli altri. Quindi meditate, pregate, rendetevi disponibili. Se avete 2 mani, una lingua, occhi, voglia di imparare, perfetto, ci sono tantissimi ministeri pronti ad accogliervi. Dopodiché, 22 novembre avremo l'incontro Thanksgiving, dare grazie, molto americano come nome, nell'Aga Move, in cui sarà sempre un culto di adorazione, un culto di gratitudine. La gratitudine è un'attitudine fondamentale del cristiano, quindi giovani e adolescenti, invitate, conoscete, invitate i vostri amici. Dopodiché mi hanno detto che fuori, per sostenere l'incontro delle coppie che ci sarà a brevissimo in Slovenia, c'è una vendita a questo incontro qua, per sostenerlo c'è una vendita di dolci e salati. Quindi adesso che sono le 11.53 avete un certo languorino, sostenete la Chiesa, questi denari servono per sostenere tutto quello che serve, quindi mi raccomando, siate generosi fuori. 29-11 abbiamo l'incontro delle donne, molto interessante, un viaggio nei disturbi alimentari. Noi sappiamo che il mondo dà immagini folli alle donne e quindi è giusto anche avere una prospettiva da parte di Dio su questi argomenti. Quindi 29 novembre questo incontro dalle 15 alle 19.30, quindi fanciulle, donne, signore, chi non si è iscritta si faccia viva, si faccia avanti, questa chiesa è ricca di attività, ci sono tutti i corsi dell'associazione, se vi viene in mente qualcosa da fare la chiesa o ce l'ha oppure potete offrirla voi. Di nuovo, mi raccomando, offritevi, c'è così tanto da fare in questa chiesa. Se non avete nulla da fare, alzate la mano, andate da qualunque dei ministeri e dite io so fare questo, ho voglia di servire il Signore. Quindi un posto si troverà, qualcosa da fare ci sarà, non temete. Non penso ci siano altri avvisi, se qualcuno ha qualcosa. Molto bene, adesso vi chiedo di alzarvi per fare una preghiera di benedizione insieme per la settimana che verrà. Signore Dio Padre, io ti ringrazio per questo culto, ti ringrazio per questa settimana che ci hai dato, ti ringrazio per essere stato accanto a noi nelle difficoltà, per averci dato tante gioie e benedizioni, Padre. Ti ringrazio perché la tua grazia dura in eterno, ti ringrazio perché sei generoso e buono con noi. Io ti prego, Padre, di guarire le malattie di questa Chiesa, di curare i rapporti spezzati, Signore. Riunisci le famiglie che soffrono, Signore. Ti prego di salvare le persone per cui i miei fratelli stanno pregando. Rendici coraggiosi, rendici testimoni in questo mondo. Insegnaci a servire l'un l'altro, insegnaci a servire Treviso, il Veneto, tutti, Signore.
che noi possiamo essere testimoni orgogliosi di te, che noi possiamo metterci in servizio umile delle altre persone, Signore. Ti prego che le tue benedizioni siano su questa Chiesa. Ti prego per l'unità della tua Chiesa. Richiama a te, Signore, chi si è perso, e ti prego che ogni separazione in questa Chiesa possa essere guarita, prevenuta, e che noi possiamo camminare nell'unità del Vangelo e nell'unità dello Spirito Santo. Benedici, Signore, la settimana dei miei fratelli, i loro spostamenti, le loro famiglie, i loro lavori, Signore, tutte le loro vite, Signore, i loro studi, le loro case. Proteggi loro dai più piccoli ai più anziani, Signore. Stai accanto a loro in questa settimana. Nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica, che Dio vi benedica.